Informazione di diffusione europea. Oggi a Nord-Est. Ben ritrovati dalla redazione. Furto nel pomeriggio di ieri in un condominio di via Gatteria a Trieste. I ladri hanno preso di mira una soffitta approfittando dell'assenza del proprietario impegnato in un trasloco. Dopo aver forzato la serratura sono riusciti a introdursi nei locali e a portare via oggetti di valore per un bottino stimato intorno ai 5.000 euro. Tra la refurtiva figurano argenteria, monete, monili e una collezione di francobolli antichi. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato per i rilievi del caso. Non si esclude che il colpo sia stato pianificato osservando i movimenti del proprietario, indagini in corso per risalire agli autori. Ancora una truffa ai danni di un anziano a Trieste, vittima un uomo di 91 anni, raggirato con la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine. Il raggiro è iniziato con una telefonata. Un uomo, spacciandosi per maresciallo della Guardia di Finanza, ha convinto l'anziano a consegnare denaro. Poco dopo un complice si è presentato alla porta, riuscendo a farsi consegnare 9.000 euro in contanti e alcuni orologi. Solo in seguito la vittima ha compreso l'inganno, accusando un forte stato di agitazione. Sul caso indagano i carabinieri. Non solo furto ma devastazione è quanto accaduto nell'abitazione del direttore dell'Udinese Academy, presa di mira da una banda specializzata mentre il proprietario si trovava all'estero. I ladri hanno forzato gli accessi e messo a soqquadro l'intera casa, distruggendo arredi e oggetti. Il raid ha lasciato danni ingenti, con mobili divelti e persino una televisione scaraventata contro il muro. Oltre al danno materiale pesante, quello affettivo. Tra gli oggetti rubati anche ricordi personali legati alla carriera sportiva del dirigente. Gli investigatori ritengono si tratti di un'azione pianificata da professionisti dello scasso. La sicurezza stradale torna al centro del dibattito in Friuli Venezia Giulia. In Consiglio regionale l'assessore Pierpaolo Roberti ha ribadito l'importanza di rafforzare prevenzione ed educazione soprattutto tra i giovani. Secondo i dati illustrati, le campagne informative e i progetti nelle scuole hanno contribuito a ridurre il rischio tra i neopatentati. Resta però fondamentale mantenere alta l'attenzione alla guida. Nel confronto si è parlato anche di autovelox, strumenti considerati utili per contrastare comportamenti pericolosi, ma il cui utilizzo è stato limitato in passato da questioni normative. L'obiettivo è ora un loro pieno ripristino con regole chiare e condivise. Investire sulla formazione come leva strategica per il futuro è il messaggio lanciato dalla Regione Friuli Venezia Giulia all'inaugurazione del nuovo anno accademico della Scuola Superiore di Toppo Wasserman dell'Università di Udine. L'assessore Alessia Rosolen ha sottolineato il valore di un modello nato dopo il terremoto del 1976, fondato sulla crescita del capitale umano e sull'alta formazione. L'istituto, che integra i corsi universitari con percorsi di eccellenza, ha già formato oltre 200 diplomati, un'esperienza che la Regione considera centrale per sostenere sviluppo e competitività del territorio. Il Friuli Venezia Giulia si propone come modello nazionale negli investimenti nello sport. Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Massimiliano Federiga, intervenendo a Trieste a un incontro con il ministro Andrea Bodi. Secondo il governatore, lo sport rappresenta non solo attività fisica ma anche economia, salute e coesione sociale, un settore su cui la Regione punta con decisione anche grazie alla collaborazione con il governo. L'obiettivo è ampliare le opportunità per enti locali e società sportive, valorizzando lo sport come strumento di sviluppo territoriale e prevenzione sanitaria. In chiusura uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata di domani. Cielo in prevalenza nuvoloso sulla regione, ma con schiarite a partire da nord nel corso del pomeriggio. Soffieranno venti da nord o nord-est in genere moderati su pianura e costa, mentre in quote in montagna saranno forti e freddi, temperature sotto la norma del periodo. Per quanto riguarda le temperature in pianura, le minime fra 4 e 7, sulla costa fra 7 e 9 gradi, massime in pianura fra 12 e 14 e sulla costa fra 11 e 15 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. Alla prossima edizione.
L'informazione di diffusione europea.